E allora eccoci tornati in studio per la nostra rubrica del Memento, appuntamento settimanale nel quale ritorniamo come sempre ad affrontare temi che ci stanno a cuore particolarmente. Ermanno, le banche di nuovo. È un tormento, vero? Sembra che siamo tra coloro che sono sospesi. C'è gente che sta aspettando un rimborso, i soldi, a quello che dicono i politici, ci sono. Però non si riesce a capire come la gente che aspetta ormai da anni possa appropriarsi di quel poco che verrà ridistribuito. Ormai hanno acquisito il diritto perché c'è un provvedimento amministrativo del governo precedente, però ancora adesso non c'è l'accesso e in questo senso abbiamo invitato uno dei rappresentanti delle associazioni che hanno necessità di dare una risposta certa, e poi nel frattempo ci sono anche altre tematiche, come fare la domanda per la restituzione di questi soldi, e rivolgiamo la parola al nostro ospite. Il nostro ospite, buonasera, l'avvocato Matteo Moschini, buonasera. Dell'Associazione Movimento Difesa del Cittadino, no? Allora, insomma, si era partiti prima dell'estate con come dire, la pubblicazione di tutti i decreti attuativi. Il 22 di agosto è stato aperto, diciamo così, l'accesso alla presentazione delle domande, una procedura che avviene online tramite internet, è così? Esattamente, c'è questo portale che appunto è raggiungibile ad un sito internet, appunto il sito internet del Fondo Indennizzo Risparmiatori, portale gestito appunto da Consap, che è una società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e attraverso il quale appunto si potrà fare la domanda di accesso al Fondo Indennizzo Risparmiatori. Quindi 180 giorni. 180 giorni, sì, è un termine molto stretto, quella senz'altro è una delle criticità più gravi, perché 180 giorni volano, insomma, ecco, e tra l'altro... Quindi quando scade il 180esimo giorno? Sono iniziati a decorrere dal 22 di agosto, quindi il 22 di febbraio 2020 sono scaduti, quindi insomma sembra un lasso temporale molto ampio, invece in realtà non è affatto così, insomma, ecco. Il problema è che questo portale, questa piattaforma ha manifestato tutta una serie di problematiche. Allora sì, diciamo che i primi 10-15 giorni di vita, quindi appunto dal 22 di agosto fino appunto ai primi di settembre, il portale era molto spesso proprio non accessibile, in quanto in fase di manutenzione, proprio si digitava appunto l'indirizzo internet e appariva appunto il disegno in manutenzione, quindi era sostanzialmente bloccato, inaccessibile, bloccato. Eccolo qua, ce l'abbiamo alle sue spalle, eccolo qui, esatto, sì, è proprio questo. Durante appunto i periodi invece in cui funzionava, in cui era accessibile, se si provavano ad inserire delle domande, dei dati, dava dei messaggi di errore assolutamente incomprensibili, che quindi appunto impedivano di procedere nella presentazione appunto della domanda, di procedere appunto con le schermate, perché ci sono diverse schermate, e quindi appunto in sostanza ci è stato impossibile vedere come si dovrà svolgere per intero la procedura. È una procedura piuttosto complicata, che si svolgerà appunto solo online e che prevede l'inserimento di tutta una serie di dati. Ecco, ma uno dei problemi è proprio presentare la domanda per il cittadino, per il correntista, l'azionista. Riesce a farlo da solo? Allora, diciamo, se teniamo in considerazione il risparmiatore medio, che appunto è un soggetto di età non giovane, insomma, ecco, diciamo che è appunto di età avanzata e con una scarsa dimestichezza con i computer, con internet e appunto con l'ambiente, diciamo, telematico, escludo categoricamente che un risparmiatore possa essere in grado di presentare in totale autonomia la domanda. Bisogna appunto saper usare, avere un computer, saperlo utilizzare, avere una certa dimestichezza con i file PDF, che appunto sono i file che vanno caricati, file che tra l'altro devono avere una dimensione molto contenuta, perché ogni file non deve essere superiore a 1 megabyte, questo è senz'altro... Ci sono degli aspetti tecnici ci sono degli aspetti tecnici, ma che però faranno assolutamente la differenza, perché io posso conoscere perfettamente quella che è la mia situazione di azione,
professionista, ma se poi non sono in grado di comprimere un file che magari misura 3 o 4 megabyte, ridurne la dimensione a 1 megabyte, non lo posso caricare perché il sistema appunto non me l'accetta e quindi non posso presentare la domanda. O se la presento in modo sbagliato, non ho la possibilità di correggere, oppure allora, sono tagliato fuori? Qui diciamo che quella è senz'altro una delle aree meno chiare, direi anzi appunto più oscure, perché la legge dice che la commissione alla ricezione della domanda può chiedere eventuali integrazioni, però dice anche che non c'è possibilità di appello, quindi bisognerà capire come la commissione considererà delle domande, cioè se le considererà errate o domande appunto a cui serve dare delle integrazioni. Questo noi ovviamente non lo possiamo sapere perché non c'è nulla di scritto. Uno dei problemi principali è appunto quello che non ci sono delle linee guida chiare, c'è semplicemente questo portale che appunto che è assolutamente impersonale, perché è un portale che ti dice devi caricarmi questi documenti, devi terminare la procedura e sperare che vada tutto bene, quindi insomma ecco. Quindi sarebbe necessario che ci fosse una figura professionale dietro a queste domande, questa richiesta delle domande, per arrivare anche in tempi brevi, perché altrimenti il fatto di doverle integrare qualora fosse necessario, o addirittura cestinate perché sono errate, e non errori voluti ma errori chiaramente di incompetenza. Quindi certo, devono intervenire dei professionisti, però questi professionisti non verranno retribuiti. Quindi è possibile che in un paese civile un professionista che non chiede grosse cifre, ma quantomeno venga retribuito per il tempo che impiega per fare queste pratiche, e sono migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia di pratiche. Sì, quella è senz'altro un'altra criticità, perché appunto il risparmiatore potrà o decidere di preparare e di inviare la domanda in autonomia, e questo naturalmente ci sentiamo di sconsigliarlo perché appunto si esporrebbe al rischio di commettere degli errori e di vedersi appunto poi rigettata la domanda, oppure appoggiarsi ad una delle associazioni che assistono i risparmiatori. Più difficile per il risparmiatore potersi appunto rivolgere ad un professionista, diciamo ad un legale, insomma, ecco, che poi è la figura tipica, insomma, che potrebbe appunto gestire questo tipo di procedura. Questo perché? Perché appunto la legge prevede che la presentazione della domanda non costituisce attività forense e quindi impedisce al legale non tanto di assistere il risparmiatore ma di chiedere il pagamento dell'attività svolta. Quindi in sostanza il legale, se vuole, può assistere il risparmiatore ma non può farsi retribuire. E questo naturalmente, insomma, sì, sebbene viviamo in tempi in cui fare le cose gratis va molto di moda e sembra che appunto sia anche in un certo senso dovuto, francamente mi sembra che sia appunto un'ipotesi abbastanza le associazioni si sono impegnate notevolmente per ottenere questo risultato che non va in porto, perché è tutto bloccato e qualora si sbloccasse c'è il rischio di perdere il denaro perché sbaglio la domanda. Certo. Allora bisognerebbe rientrare in una normalità, naturalmente porre un termine, una percentuale accettabile per quel che riguarda il rimborso, in modo tale che il professionista possa lavorare tranquillamente e dare la sua prestazione. Beh sì, però questo difficilmente potrebbe avvenire perché è proprio previsto nella legge, istitutiva del fondo, che la domanda non costituisce attività forense e in quanto tale non può essere retribuita. E pertanto francamente da lì non penso se ne esca. È senz'altro appunto una grave criticità. Il legale volendo può fare il lavoro gratis e appunto, come stavo dicendo, mi sembra appunto un'ipotesi abbastanza remota, anche perché non dimentichiamoci che comunque se un legale si assume appunto un incarico, un compito, si assume anche una responsabilità, cioè se poi il legale si assume di fare la domanda e la sbaglia, magari poi il cliente gli fa causa perché il legale l'ha sbagliato. Non sto dalla parte del legale, io sto da parte di chi chiede il rimborso, che rischia di perderlo. Ma infatti, quindi il legale fa il suo mestiere. Hai bisogno del legale, bene, allora non puoi fare una cosa, i provvedimenti si scrivono ma si correggono anche, c'è tutto il tempo per farlo. Ora che sbloccano, questo basta 2 righe
Sì, però... Si pone tot % su quello che verrà nel rimborso. Sì, questo ho visto che è stato anche richiesto, ho visto che è uscita la polemica, però francamente penso che tornare indietro non sia possibile. Insomma, ormai è iniziato a decorrere di 6 mesi, ormai il portale c'è, quindi penso che ormai dovremo arrangiarci con quello che c'è. D'altronde lo avevamo detto più volte, mi ricordo che appunto che si trattava appunto di un salto nel buio, che questa legge era stata fatta appunto un po' sulla scia anche della diciamo, insomma, della demagogia. Insomma, ecco, lo spirito di questa legge è mettere a disposizione dei soldi in maniera tale che anche il risparmiatore potesse autonomamente andarceli a prendere. Però noi lo dicevamo, insomma, alcuni di noi, ecco, insomma, lo dicevamo che era appunto un salto nel buio, perché era qualcosa che non c'era mai fatto prima, e i soldi effettivamente sono stati stanziati, però adesso abbiamo una situazione assolutamente kafkiana, direi, perché appunto i legali non lo possono fare, il risparmiatore autonomamente lo può fare, ma lo fa su rischio e pericolo, le associazioni, e tra l'altro le prime che hanno fatto questo ragionamento sono state quelle che hanno determinato il governo ad agire in questo modo, a fare questo tipo di provvedimenti, hanno subito detto: beh, ma noi le domande non le possiamo presentare per i risparmiatori, perché uno, non abbiamo la struttura, e due, non siamo assicurati, e quindi faremo un vademecum, prepareremo un libretto che manderemo ai risparmiatori e diremo ai risparmiatori: queste sono le indicazioni, seguite queste indicazioni. Ma chiaramente così facendo si rischia veramente un buco nell'acqua di dimensioni, sì, assolutamente incredibili, insomma. Quindi, potrebbe rivelarsi un'ulteriore beffa. Ma adesso c'è in programma una riunione, siete chiamati nuovamente a Roma, questa volta non al Ministero però. Esatto, sì, questa volta non al Ministero, ma appunto a Consap, che è la società che gestisce il portale di accesso al FIR. Questo incontro appunto è in programma lunedì. Sì, temo francamente che sarà un incontro inutile, come tanti ne abbiamo fatti al MEF, perché saremo 50-60 persone, ognuno vorrà dire la sua. Io avevo cercato appunto di fare in modo che si riuscisse a mettere a punto un documento condiviso, sottoscritto da tutte le associazioni, in cui appunto si andassero a evidenziare le criticità, che poi appunto sono quelle, però appunto non è stato possibile. Criticità appunto sono molte, le faremo naturalmente presenti a Consap. Il problema è che aumentano di giorno in giorno, perché naturalmente ci si rende conto delle criticità mano a mano che si conosce meglio il portale, che emergono determinate situazioni, ci si rende conto del problema nel momento in cui si va ad affrontare la situazione. Le situazioni sono molte, sono molto diverse, e quindi insomma io penso che il portale potrà essere iniziato ad utilizzare in maniera sufficientemente sicura non prima di 1 o 2 mesi, insomma, ecco, cioè ci vorrà un periodo di rodaggio di almeno 1 o 2 mesi, però voglio dire, i risparmiatori veneti quanti sono? 220.000, fare 220.000 in 2 o 3 mesi di tempo francamente è molto difficile, insomma, ecco. Quindi sì, la situazione purtroppo non è allegra, ecco, però insomma noi naturalmente siamo, non dico ottimisti, però insomma siamo consapevoli del fatto che non si può sbagliare, quindi insomma ci siamo messi assolutamente ventre a terra, stiamo assumendo personale per far fronte appunto a tutte queste attività che bisognerà andare a fare, insomma, vedremo di fare il massimo per fare in modo che i risparmiatori non si ritrovino. E noi staremo a vedere, riprenderemo il discorso, che penso che non finisce qua. Certo, cercheremo di capire insomma se a un certo punto questo portale inizierà a funzionare e i risparmiatori veneti, e non solo del Veneto, che sono rimasti truffati dalle banche, insomma, che possano avere quanto gli spetta. Grazie all'avvocato Matteo Moschini per essere stato qua con noi, per averci spiegato un po' questa vicenda, purtroppo, che ritorna periodicamente. Adesso un breve break pubblicitario, ma noi torniamo subito e continueremo a parlare di istituzioni. Questa volta parleremo delle istituzioni europee, quindi della nuova Commissione, parleremo dei commissari. Della stranezza di questa nuova Commissione, che è stata fatta in maniera un po' birichina, e allora vediamo se l'Europa sta cambiando in bene o se tutto cambia purché rimanga tutto uguale a prima. Certo, a tra poco per i nostri telespettatori.